Sono stati 245 gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato alla 14ª edizione della Disfida di Matematica organizzata dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Cattolica. L'iniziativa ha coinvolto numerosi istituti provenienti da tutto il Lombardo-Veneto che si sono sfidati a Folzano per aggiudicarsi la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali di Cesenatico. Noi abbiamo da 14 anni, questo è il 14° anno, abbiamo inventato una gara di matematica, ma una gara a squadre, quindi i ragazzi di una squadra, sono 7 ragazzi, devono collaborare tra loro per trovare la soluzione di 24 quesiti e rispondere, magari la prima volta sbagliano, possono riprovare ancora, con una classifica che viene aggiornata in tempo reale, e in questo modo i ragazzi delle scuole superiori principalmente riescono a vedere qualcosa di divertente nella matematica, che insomma è un argomento, è una materia in genere considerata astrusa e complicata, ma questo adesso è diventato un gioco. Quesiti di vario tipo, tutti non richiedono formule da ricordarsi, però richiedono ingegno, quindi c'è un'ambientazione, quindi un raccontino abbastanza divertente, che però nasconde dei quesiti molto complicati o molto semplici, sono di difficoltà molto varia. Le squadre sono 36 squadre di 7 ragazzi, quindi bisogna fare una moltiplicazione per trovare quanti ragazzi sono, e vengono da Brescia, dal liceo di Brescia, dalla provincia di Brescia e anche da province limitrofe come Cremona, Mantova, Lodi. Un appuntamento annuale che si dimostra sempre più atteso dai ragazzi, che non vedono l'ora di mettersi in gioco per testare le proprie capacità matematiche. I quesiti per adesso non sembrano totalmente difficili, poi li stiamo ancora leggendo. Quello a cui stiamo lavorando è abbastanza facile, anche perché noi due siamo le più piccole della squadra e quindi ci stiamo impegnando per risolvere i primi. Sono cose completamente diverse dai programmi scolastici e sono complicati. Sono difficili, ok, però vabbè, nel senso si fa un pochino in squadra, quindi vabbè, alla fine ci sta come cosa. Ne abbiamo visti un po', non ci sembrano difficilissimi. Quanto sono difficili dipende, perché comunque si basa tutto sulla preparazione e devo dire che tantissimo è anche basato su quanto la squadra è unita, su quanto siamo riusciti a prepararci durante tutti questi mesi di dura preparazione, perché ci vuole comunque un certo impegno. Per noi è piuttosto importante, abbiamo fatto numerosi allenamenti, il nostro prof ci tiene tanto, ci teniamo tanto anche noi, la preside pure, e quindi far contenta la preside è sempre una buona cosa. È veramente difficile, molto difficile, c'è tanto da prepararsi ed è veramente una cosa importante essere qua per tutti noi. Allora, è tanto importante che comunque è un'occasione unica che si fa una volta l'anno, e quindi serve anche per dimostrare la validità della nostra scuola e per vedere che comunque noi ragazzi ci impegniamo per qualcosa che ci interessa. Essere qua comunque per noi della nostra squadra è una cosa importantissima, perché comunque la matematica è la nostra passione e ci teniamo veramente tanto. A vincere la sfida per il 4º anno consecutivo è stato il Liceo Scientifico Leonardo di Brescia, seguito dal Liceo Golgi di Breno e dal Liceo Calini di Brescia.